Pensiero del giorno, martedì 12 agosto. Donare. Amare è un verbo che significa innanzitutto la vita di Dio. Il Dio dei cristiani è assolutamente uno, ma poiché è amore, è comunicazione di se stesso, è dono totale di se stesso, donarsi è la sua natura. La sua vita è dono. Ecco perché, pur essendo uno, non è solo. È, come diciamo noi, un unico Dio in tre persone divine: Padre, Figlio e Spirito Santo. È un Dio Trinità. Ma Dio non ama solo se stesso, si dona anche, per così dire, al di fuori di sé, si dona a noi. Infatti ci ha mandato suo Figlio, Gesù, che si è fatto uomo. E Gesù è venuto tra noi e ha amato tutti gli uomini morendo per loro. Quindi amare significa agire come ha agito Dio. Così come Dio, essendo amore e dono di se stesso, il cristiano è chiamato a essere dono di se stesso, cioè a sacrificarsi per gli altri. Amare significa soffrire con chi soffre, portare noi stessi i dolori e i bisogni degli altri, affettiva e concretamente. Significa anche condividere tutto con gli altri, le nostre ricchezze materiali e spirituali. Martedì 12 agosto. Donare. Chiara Lubich, L'amore al fratello, Cittanuova, editrice. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita, agosto 2025. Perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Vangelo di Luca, capitolo 12, versetto 34.